Ciao ragazzi! Oggi siamo sulle Dolomiti Ampezzane per salire in cima al monte Mondeval, conosciuto anche come Corvo Alto, e per attraversare poi il suo ampio vallone con un percorso ad anello che passa per forcelle, creste e traversi, solcando anche un mare di neve per raggiungere la forcella Ambrizzola e poi rientrare alla base. Il tutto in una giornata che sembrerà inizialmente mite, ma che con forti raffiche di vento gelido darà luogo poi anche ad una nevicata inaspettata. Il punto di partenza è uno dei tornanti della strada provinciale che da Cortina d'Ampezzo sale al Passo Giau. Lasciata la macchina in un'area parcheggio a bordo strada, mi avvio oggi, solitario, in direzione di Forcella Giau, in un'alba splendida che però appare già piuttosto ventosa. Prima forcella fatta, bellissimo il tempo, vento a raffiche, ora Mondeval.
Ecco, fino a qui una salitina sulla cresta, così niente di che. C'è neve ventata, anche diversi punti scoperti, nessun problema particolare. C'è anche la neve farinosa che ogni tanto smolla, ma vabbè, insomma, si sale tranquillamente. Ma le montagne che si vedono sono tantissime, a partire da questa parete verticale dell'Astrone di Formin, con dietro la Croda Lago, vede un po' il Cristallo, 3000 Lavaredo, Dolomiti di Sesto, Sorapis, c'è la Forcella Ambrizzola, qua il Becco di Mezzodì, Rocchette di Prendera, poi c'è un po' di Marmarolo, l'Antelao, insomma Dolomiti poi a più non posso, col Pelmo, lì c'è il piccolo Monte Crot, dal quale si vede una splendida visione del Pelmo. Ho fatto un video, se non l'avete visto, consigliatissimo. E il gruppo del Civetta, Moiazza nascosti un po' dalle nubi, e poi un po' tutto il resto fino alla Marmolada, il gruppo Sella un po' nascosto. Moltissima neve ventata alternata a zone scoperte. Proviamo comunque a raggiungere la Forcella Ambrizzola, vediamo. Qui siamo praticamente nel mezzo del Mondeval. Da una parte abbiamo il Stade de Formin, chiaramente il lato nord roccioso verticale con Forcella Formin, Forcella Ambrizzola, il Becco di Mezzodì, poi Rocchette di Prendera, si vede anche il Col Duro, Pelmo, e dall'altra c'è il Mondeval, Corvo Alto. Ora, neve permettendo, continuo su questa traccia un po' a lato per non rovinarla, però fino dove si può, e provo a ricondurmi a una linea buona per la Forcella Ambrizzola. Non dovrebbe mancare molto, qua finalmente è calato anche lo spessore della neve, anche se
è molto pesante, dobbiamo arrivare là. Traversino fatta con le ciaspole, anche se con neve così bagnata sarebbe stato meglio ramponi. Ce li ho dietro, diciamo, l'ho gestita, però insomma meglio comunque ramponi qua. Secondo traversino fatto anche questo con le ciaspole, sarebbe stato meglio ramponi, comunque avevo la picca per scivolate, ma insomma. Ciao ragazzi, alla fine qualche nube mi ha aiutato, altrimenti la neve avrebbe smollato parecchio. Sono arrivato a Forcella Ambrizzola, è il giro che volevo fare, attraversando completamente il Mondeval. Ora passerò sotto tutti i bastioni di Formin praticamente e ritornerò in direzione del Passo Giao, della Malga Giao, dove ho lasciato la macchina. Io sono tornato a Forcella Giao, finalmente qui c'è un'ora notevole, vento forte, freschetto, la neve sul ritorno è stata abbastanza cedevole, sempre camminando contro vento, mezzo gelido, per cui adesso manca solo il trattino di discesa. Che dire, l'ho allungata abbastanza rispetto che alla sola salita al Mondeval, però giro che merita davvero, consigliatissimo. L'unica cosa, fate molta attenzione alle condizioni della neve, perché si cammina su versanti diversi, possono esserci cambi di tempo come oggi, insomma oggi è un po' un 4 stagioni per me, e comunque bello. Vi lascio sotto nel testo alcune indicazioni sul percorso, un po' a livello, quello che ho percepito essere il livello di difficoltà, oltre al dislivello, tempo, diciamo, almeno che ci ho messo e quant'altro. Ma ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, l'invito ovviamente, se vi fa piacere, mettere un like, un mi piace, se non altro per la pazienza che avete avuto per seguire fin qua. E se non siete iscritti al canale, magari se vi fa piacere, iscrivetevi. E io vi do appuntamento insieme a Nela al prossimo video con noi. Ciao!